AAA cercasi un futuro. BPV e Veneto Banca, dopo l'accelerazione impressa dal governo, vedono la fine del tunnel. Chi brancola ancora nel buio sono 12.000 risparmiatori ridotti alla disperazione, ma proprio per questo i due istituti di credito avevano istituito un fondo di solidarietà. Noi chiediamo ai media e a tutte le persone, a tutte le associazioni, comprese le banche, di pubblicizzare questo fondo. E noi siamo qui proprio per ricordare a tutti i risparmiatori interessati che c'è questo fondo di solidarietà o di welfare, come lo definiscono le due popolari, che lo avevano istituito proprio per chi ha perso tutto e adesso non riesce più ad andare avanti. E sono davvero tante le vittime del crack delle due banche. Ci sono persone che nel 2015 hanno un reddito, non so, di 100-200 mila euro, ad oggi però nel 2016, quando noi faremo il 7,30 al 31 luglio, queste persone rischiano di avere 1.000-2.000 euro perché hanno perso tutto. Quindi i veri casi sociali devono ancora emergere. I veri casi sociali devono ancora emergere. Per farlo i risparmiatori di BPV dovranno dimostrare di avere un reddito inferiore ai 13.000 euro e quelli di Veneto Banca sotto i 26.000. Per ottenere il certificato però gli interessati dovranno portare i modelli 730 ai CAF e all'INPS, i cui uffici sono oberati di lavoro, ma hanno pochi giorni per farlo, entro il 7 luglio. Insomma, mancano i tempi tecnici, Quindi abbiamo chiesto la proroga alle due banche di almeno un mese o anche di più per avere la possibilità, primo, di certificare il 2016, non il 2015, secondo, avere il tempo di farlo. E anche noi di Rete Veneta auspichiamo una proroga. Ecco la domanda presentata oggi alla BPV. Buone notizie invece da Veneto Banca, che conferma che la proposta verrà portata e discussa in consiglio di amministrazione. Ora ci aspettiamo che il Popolare di Vicenza faccia altrettanto. Noi ovviamente seguiremo. Voi di Rete Veneta ci siete, vi ringrazio per quello che state facendo perché il problema salva veramente, può salvare delle vite.